Giuliano Batocleti ora allena la figlia Nadia, che già l'anno scorso ha vinto il campionato italiano sia in pista sia di corsa campestre. Quest'inverno si è già laureata. Partita la gara, le cadete al via! E subito eccola là davanti a dettar legge, a dettare... Dai Lisa! Vai piano Nadia! Dai, porca miseria, scusa, le altre... Io se dovessi correre dietro la Nadia gli mollo un calcio nel culo subito, non mi tolgo la soddisfazione. Adesso comincia a recuperare piano, respira bene, vai sotto piano in progressione, dai! Franci è ottimo, stai lì che è ottimo! Brava Lisa, dai, brava! Spera! Ed eccola qui, l'arrivo, la conclusione della gara con ovviamente tutta sola al comando la grande favorita, la campionessa italiana di corsa Nadia Batocleti, fondisti Alta Val di Mondo. Grandi applausi per questa atleta che in Italia, per quanto riguarda la corsa, ovviamente non poteva non essere così oggi qui a Spera. E andiamo all'Unione Sportiva Spera che coglie una brillante seconda posizione con Alessia Zanauer, l'atleta di casa che ha fatto la medaglia d'argento Sportiva Spera. E in terza posizione arriva Alessia Gentilini della navigazione, seguita dalla compagna di squadra Francesca Gasperi e ancora subito dietro Esther Molinari della 5 Stelle di Serignano. Arriva anche per Lisa Bernesoni, atleta di Gattano. Poi un gruppo di 3 atlete, preceduti dal numero 227, Stefania Giacomotti, della Cemba, rettilineo. Col 162 la volta di Alice San Marco, dietro lei all'arrivo Celeste Trentin. E poi ancora la volta di Alessia Ghizzi. Il numero 511 Monica Manfredini. Ancora arrivi! Grandi volate, arrivi! Revive la Spera con Ricchi e Poveri. E arriva anche il numero 230 Sabrina Bonfanti che chiude la gara di serata della categoria cadette.